Siamo Villa dei Vescovi, a Luvigliano, una frazione di Torelia. Vi raccomando di venirla a visitare, che merita, Villa dei Vescovi, a Luvigliano. Vedete la mia bici mortalata qui davanti, vedete alla porta. Dovrebbe essere aperta venerdì, sabato e domenica. Vedete? Guardate sto ulivo, meraviglioso. Guardate che meraviglia. Qui abbiamo il sole, così ve lo faccio vedere da qua. Guardate che meraviglia sto ulivo. E la panoramica di Colli Ugani. Guardate che meraviglia. Vedete? Che meraviglia. E questa è la chiesa di Luvigliano, che ve l'ho fatta vedere anche l'altro giorno, molto molto bella. Vedete col campanile a torre. Sempre i Colli Ugani, vedete? Campanile a torre. E questa è la chiesa. Guardate anche di qua, che stupendo. Abbiamo il sole però. La chiesa di Luvigliano, vedete? Guardate che meraviglia. E questa è la salita che sono venuto su, un piccolo strappetto qui. Questo è il davanti della chiesa, vedete? Che meraviglia. Guardate sti olivi meravigliosi. Guardate sta fila di olivi. Che meraviglia. E questo è il campanile a torre, che vi faccio vedere con l'orologio. Guardate che meraviglia. Stupendo. C'è la chiesa, vedete anche un po' laterale, e il davanti della chiesa. Guardate che meraviglia. Che meraviglia. Il campanile con l'orologio è veramente stupendo. Luvigliano, frazione di Torelia. Siamo proprio vicini a Villa Vescovi. Se venite per i colli, venite qui a Luvigliano, che merita.
Guardate sti olivi, che meraviglia, sti olivi. Vedete sempre il campanile? Guardate anche sto olivo che è stupendo. Le botti del vino, vedete? Sotto il porticato qui. Andiamo su per questa scala qui un attimo. C'è una bella terrazza. Ah, che meraviglia! Guardate come vi faccio vedere. Guardate olivi. Guardate olivi che vi faccio vedere. Che meraviglia! Stupendo veramente. Guardate. Guardate sti vigneti. E ha preso la grandine, eh? Si vede? Eh sì. Guardate gli olivi, che meraviglia. Bello, bello. Guardate qui anche un'altra fila di olivi. Che stupendo. Guardate. Che meraviglia. Qua fanno l'olio extravergine buono, eh. E da qua sopra ammirate il campanile di Luvigliano. Vedete c'è la chiesa sempre, il dietro della chiesa. Qua vedete un'altra fila di olivi, guardate che panorama. Guardate gli olivi, che meraviglia, anche qui. Guardate che panorama stupendo, quei vigneti. Ci mettiamo un po' all'ombra qui, così vedete il campanile. Eccolo qui. Ora siamo all'ombra, se no c'è il sole. Stupendo, dai. Stupendo veramente. Luvigliano. Vedete Villa dei Vescovi, la vedete? E dietro dove che ho messo la bici io, si intravede. Vi saluto adesso. Di solito faccio sempre dalla chiesa, ma questa mattina vi saluto da Villa dei Vescovi, dai, Luvigliano. Guardate anche sto olivo, che meraviglia, sto olivo stupendo, guardate che meraviglia. Peccato che non c'ho l'altro telefono, che non lo trovavo, l'avrà mia moglie. Si vedeva meglio, ma di modo, dai, anche questo. Guardate anche sto olivo, che stupendo.
sempre la mia bici, l'entrata, Villa dei Vescovi, vedete la mia bici e sto parco meraviglioso, vedete, della Villa dei Vescovi. L'ho fatto vedere anche l'altro giorno, ma è sempre bello. Guardate che meraviglia. E qua siamo Villa dei Vescovi. Si intravede, vedi, ma poco. Vediamo se riesco. Eccola qui, Villa dei Vescovi. Vedete? Quello che riesco a farvi vedere. C'è anche il sole, siamo che contro il sole, va bene dai. Vi ho fatto vedere il massimo che potevo vedere perché è chiuso. È sempre sto parco meraviglioso. Come vedete, meraviglioso. Guardate, è davvero meraviglioso sto parchetto qui. Guardate che panorama di Colli Ugani, vedete? Stupendo. E adesso vi saluto tutti dalla mia bici, davanti all'entrata della porta. Venerdì, sabato e domenica sono aperti, Dalla mia bici, vedete, Villa dei Vescovi, l'entrata. Vi mando un abbraccio forte a tutti voi amici appassionati che mi seguite. Col cuore e con la passione come io ricambio in bici con le mie riprese panoramiche. Un grande grazie di cuore va a tutti voi e alle vostre famiglie meravigliose, così non mi dimentico nessuno. Adesso cito dei nomi che mi seguono frequentemente. Parto con Daniele Pavan, un amico, una persona super speciale, numero uno. Con tutta la tua famiglia meravigliosa, un grande grazie di cuore a te Daniele Pavan di esistere. Abbiamo condiviso tantissime orchestre assieme, sono state serate indimenticabili, uniche. Sei una persona speciale, fai delle foto meravigliose e di video bellissimi. Su YouTube e su Facebook Daniele Pavan. Ciao a tutti, un grande grazie a te Daniele. Adesso saluto Francesco Marchiori da Verona, un amico, una persona super speciale, numero uno. Con tutta la tua famiglia meravigliosa, Francesco, un grande grazie di esistere. Allora, ti do la chiave. Grazie di seguirmi in ogni mia ripresa. Metti fuori da casa. Sei davvero C'è fantastico. una bottiglia anche di vetro che è da buttare. Grazie mille, E dopo il Francesco, resto di tutto. Davis Consalvan da Alessandria, un amico, una persona super speciale, numero uno. Con tutta la tua famiglia meravigliosa, Davis, un grande grazie di esistere e di seguirmi in ogni mia ripresa. Davis con la passione della bici da corsa, come me, un grande. Ciao Davis, di tutto. Durva Tavares, da San Paolo del Brasile, un amico, una persona super speciale, numero uno.
Con tutta la tua famiglia meravigliosa, Durva, un grande grazie di esistere e di seguirmi. Massimo, un amico, una persona super speciale numero uno. Con tutta la tua famiglia meravigliosa, Massimo, un grande grazie di esistere e di seguirmi con passione. Grazie di tutto, Massimo. Angela Birba, del fan club del Veneto, del mitico Pietro Galassi, un grande sul ballo liscio, una voce melodica unica, un artista fenomenale completo. Lo saluto tantissimo dalla regione Liguria, meravigliosa, con tutta la sua famiglia, stupenda, tutta la sua orchestra numero uno, grande Pietro, e tutto il fan club del Veneto, con tutti voi e con la meravigliosa Angela Birba che mi segue anche in bici. Ciao, grazie Angela di tutto e di seguirmi. Ilaria Scafali, un'amica, una donna super speciale numero uno. Con tutta la tua famiglia meravigliosa, Ilaria, un grande grazie di esistere e di seguirmi. Mirka Marzini da Monselice, una donna, un'amica super speciale numero uno. Con tutta la tua famiglia meravigliosa, Mirka, un grande grazie di esistere e di seguirmi con passione. Renzo Cantarello, un amico, una persona super speciale numero uno. Con tutta la tua famiglia meravigliosa, Renzo, un grande grazie di esistere. Montanaro, un amico, una persona super speciale numero uno. Con tutta la tua famiglia meravigliosa, Montanaro, un grande grazie di esistere. Vittorio Salvan, un amico, una persona super speciale numero uno. Con tutta la tua famiglia meravigliosa, un grande grazie di esistere, Vittorio, e di seguirmi. Antonio, il dottore da Scafati, un amico, una persona super speciale numero uno. Con tutta la tua famiglia meravigliosa, Antonio, un grande grazie di esistere e di seguirmi. Filippo Colinari, un amico, una persona super speciale numero uno. Con tutta la tua famiglia meravigliosa, Filippo, un grande grazie di esistere e di seguirmi. Filippo che conosce Giuliano Calore, il padovano, che ha sbalordito il mondo, 13 Guinness World Record, il re del ciclismo estremo, premiato a Berlino con la medaglia d'oro. Le sue imprese impossibili eroiche, uniche, senza manubrio e senza freni in bici da corsa, ha fatto delle performance che hanno dell'impossibile. Come la discesa di notte, che ero io presente, il 13° Guinness World Record del Passo dello Stelvio, alle 22:20 è venuto giù, tutti 48 tornanti fino a Gomagoi. Pensate, con una luce laser illuminava la strada senza manubrio e freni. E fate voi se non siete un grande, ma lui è un grande, l'extraterrestre, sono andato in televisione, il marziano, è incredibile quello che ha fatto. Mai nessuno nella storia arriverà a tanto. Hanno provato in tantissimi a eguagliare qualche suo record, impossibile. Come la scalata del Passo dello Stelvio, 45 anni fa, che Ambrogio Fogo la presentò così, un padovano in bici, niente impossibile. Giuliano Calore, da Padova. Questa impresa, tutta la salita, senza il manubrio, in 1 ora e 36 minuti, con la gamba destra solo. Pensate. O se no la scalata del Passo dello Stelvio, la cronoscalata, in 1 ora e 17 minuti. Senza il manubrio, che ha fatto meglio di un certo Bernardino, un grandissimo sul ciclismo professionistico. 5 Tour de France, 3 Giri d'Italia, tantissime classiche, campione del mondo, tra i più grandi del ciclismo. Bernardino. Giuliano senza manubrio ha fatto meglio di 2 minuti e 14 secondi. Non aveva solo agilità, caparbietà, ma una grande potenza fisica devastante. Saluto ancora tutti voi che mi seguite, il grande Giuliano, campionissimo, unico, il suo fans Filippo, e vi dico che io sono collaboratore, amico e grande fans suo. Ci guardiamo l'Inter, siamo interisti tutti e due assieme, tutte le partite. Saluto Giuliano ancora, Filippo, suo fans e tutto il liceo scientifico di Padova, del Fermi, Prato della Valle, che quel giorno
abbiamo incantato, che ho messo i paletti a 35 centimetri, Giuliano li ha passati come fosse niente. Pensate che adesso ha 85 anni e mezzo e andiamo ancora per le scuole. È incredibile quello che fa. Poi con la fisarmonica, perché lui veniva da una grande famiglia di musicisti, ha lanciato anche Patti Bravo la sua orchestra, i Vortici, in quegli anni lì. Pensate, a 42 anni ha cominciato a fare queste imprese incredibili, impossibili. Grazie ancora a te Giuliano per averci regalato delle emozioni uniche, irripetibili. A te Filippo, suo grande fans, e ancora un grande abbraccio e tutte le vostre famiglie meravigliose, un grande grazie di esistere. Adesso saluto anche Mauro, Tonio, Anna, Riccardo, Titti, Alex e tutti voi che non posso ricordarmi tutti, ma il mio cuore batte forte per tutti voi super speciali numeri uno, con tutte le vostre famiglie meravigliose, un grande grazie di esistere. Villa dei Vescovi a Luvigliano, una frazione di Torellia, meravigliosa, vedete? Qui concludo. Guardate che panorama che vi faccio vedere, stupendo. Vedete Monte Grande? Guardate che panorama. Lì vedete il ristorante Monte Grande, vedete? Sempre la mia bici, immortalata. Guardate che panorama stupendo che vi faccio vedere. È una meraviglia, Vedete? Stupendo questo panorama meraviglioso che vi faccio vedere. Vedete il campanile a Torre di Rovolon, che dopo vi saluto. Stupendo, da qua sopra. Siamo appena sopra Rovolon. Guardate. Questo casolare fantastico. Sempre il ristorante Monte Grande. Questo casolare stupendo. Veramente bellissimo sto casolare, vedete, Colli Ugani, proprio sopra Monte Grande, ristorante. Concludo con la mia bici. Vediamo che facciamo lo zoom un po'. Vedete il campanile. Vedete il centro di Rovolon col campanile. Guardate che panoramica. Ristorante Monte Grande, vedete? E la mia bici, e vi mando un abbraccio veloce a tutti voi amici appassionati che mi seguite col cuore e con la passione. Grazie con tutte le vostre famiglie meravigliose di esistere. Grande Daniele, grande Francesco, grande Massimo,
grande Davis, grande Durval, grande Ilaria, grande Mirka, grande Renzo, grande Angela, grande Vittorio, grande Filippo, grande Montanaro, grande Antonio, Maro, Tonio, Anna, Riccardo, grandi, Titi, Alex, tutti voi super speciali numeri 1. Un abbraccio forte, grande, grande. Vi voglio bene. Rovolon. Poi vi faccio dalla chiesa. E questo è il ristorante Montegrande, che prima sono passato, guardate l'olivo, guardate che panorama. Che siepe tutto in ordine. Questo è il top dei Colli Ugani, Qua si mangia veramente divinamente. Vedete? Salve signore! Questo è il ristorante Montegrande, il top di Colli Ugani. C'è anche il parco giochi per i bambini con gazebo, che dopo ve lo faccio vedere meglio. Vedete, il signore sta dando bere i fiori, tenere in ordine. Guardate che meraviglia. Montegrande, il top di Colli Ugani. Ve ne ho fatti vedere tanti, ma qua veramente è il top, Guardate questi fiori, che meraviglia. Guardate. Vedete, il signore sta... È il padre dei figli, vero lei? Delle figlie. Delle figlie, solito, vero? Solito. Grande, vedi? Ha lavorato una vita anche lui per farsi quello che si è fatto, come vedete, un grande ristorante. E adesso va avanti i figli, però lui è sempre attivo. Una bella cosa, che quando si invecchia, essere attivi è sempre una cosa importante, anche se io sono più giovane di lui. Io ho 67 anni e vado in bici, vedete, per tutti i Colli Ugani, faccio salite ancora del 20%, 25%, la passione mi spinge a fare questo. Eh sì, la fatica è sempre grande, però con la passione e con l'allenamento fai tante cose. Guardate, ammirate sti fiori, che meraviglia. Guardate che panorama. Che panorama. Aspetta che faccio un po' il zoom. Guardate che panorama che vi faccio vedere. Stupendo. Vedete la mia bici? Adesso ristringiamo di nuovo, perché perdiamo di qualità. Vedete questi fiori meravigliosi. E questa è la scalinata, vedete? E l'entrata. Vedete, ristorante Montegrande. Sono ciclista anche lì, Non sono ciclista. Non ho capito, cosa ha detto? Sono ciclista anche lì? Sì, mi aveva detto, sì, adesso mi ricordo. E anche lui va ancora in bicicletta anche adesso? Bravissimo, bravissimo. 80 anni però. Sì, lo so. Ecco, il signore ha 80 anni e va ancora in bici anche lui con la passione, vedete? La passione ci può andare anche a 80 anni in bici. Infatti io al Giro d'Italia di Vastagna di 2 o 3 anni fa, c'era un personaggio che aveva 91 anni e l'ha fatta la salita tutta di Vastagna. Sono 14 km da sotto Vastagna arrivare a Fosa. Una roba, e questo signore qui ha avuto un tumore addirittura in testa, mi ha detto 5 anni prima, però è andato tutto bene perché era all'inizio, sono riusciti a eliminarlo, perché come sapete se in profondità siete fregati, però appena all'inizio si può ancora anche arrivare a salvare una persona, tutta la prevenzione, quelle cose lì,
è una fortuna anche, è andata a fare la visita, magari non so cosa che aveva e l'ha trovato. Però aveva, come ho detto, 91 anni, sono stato incredibile. Io sono amico, lo conosce anche lei questo qua, amico, collaboratore e fans di Giuliano Calore. Ecco, il personaggio che ha fatto delle imprese in bici uniche, senza manubri e freni. Io ho assistito al 13° Guinness World Record del 2015, ha fatto la discesa di notte del Passo dello Stelvio, ero lì io, a 77 anni e mezzo, senza manubri e senza freni, con una luce larga illuminata. Tutti 48 tornanti, da 2760 è arrivato a Gomagoi a 1200, incredibile. Io ero lì, sono riuscito a vedere quell'impresa lì. Io sono amico, collaboratore e fans, e più siamo interisti tutti e due, ci guardiamo la partita dell'Inter. Lei cos'è, milanista? No, Giuventino? no, solo padovano. Ecco, Padova, beh, ma no altri. Noi abbiamo visto il calcio Padova con Giordani che era presidente e lui ha fatto tutto il giro dello stadio senza manubrio. Sì, sì, Madonna, mi ricordo, mi ho visto proprio in tribuna quel giorno lì la partita. Il Padova cosa vuoi? Adesso è un momento duro. Il momento bello era quando che gli era coso. Sì, per quello sì. Però è stato anche l'anno là che c'era anche l'americano, che siamo fatto un bel campionato. L'Alas, sì, sì. E Coppola che ha segnato quella partita da metà campo qua, ci ricordo con la pioggia, perché questo che ha l'abbonamento, tutte le domeniche, perché uno che mi dice così che c'ha l'abbonamento. Quell'anno lì avevo fatto anch'io l'abbonamento. Io sono interista a ogni modo, va bene, dai. L'anno scorso potevamo anche noi vincere la Coppa dei Campioni, siamo stati sfortunati, veramente, non ci è andata bene una. E loro invece hanno segnato e gli è andata bene. Però Inzaghi l'aveva studiata molto bene la partita, perché li aveva imbrigliati bene. Anche se loro è una squadra più forte, però vedi il calcio italiano e come tecnica non ha da invidiare a nessuno. Sì, l'Inter non l'ha avuto proprio. Un po' perché abbiamo sbagliato noi e un po' a fortuna proprio. Così è andata, dai. Ecco, vedete Montegrande, vi ho fatto vedere. Ah sì, una cosa importante ve la faccio vedere. Qui c'è la rampa, vedete? La rampa per le persone disabili. Che potete, vedete? Sì, è munita di tutto, Vedete? Vedete il segno? Ecco, e si va su per di qua. E questa è una cosa che volevo proprio farvela vedere. Veramente è tutto qua, Vedete? E vi porta al ristorante. Vedete? Questa è l'entrata. Padova da gustare. Vede, ristoranti della tradizione padovana. Ah sì, importante, è chiuso il lunedì sera. Chiuso lunedì sera e martedì. Sapete che lunedì e martedì non potete venire di sera. Il resto è aperto tutti i giorni. Siete in mezzo al verde. Adesso il signore che sta dando, vedete, l'acqua ai fiori. Lo saluto. Alla prossima. Grazie. Come vedete è una reggia qua. Anzi, voglio farvi vedere anche un attimo il coso. Guardate i fiori, guardate, ammirate, guardate che meraviglia. Che volevo farvi vedere. Vedete come vi ho fatto vedere, vi faccio vedere adesso. Ampi parcheggi, guardate come è munito di tutto, Vedete parcheggi ampi. E poi, come vi ho detto, vedete? Guardate che veduta.
Guardate che veduta. Peccato che è un po'... Come che vi ho detto, qua c'è anche il parco giochi, guardate quanti parcheggi che ci sono qui. Vedete? Sono parcheggi dappertutto, eh. E qua entriamo sul parco giochi, guardate, guarda i Colli Ugani, guardate che veduta stupenda. Vedete che c'è un gazebo col tavolo, vedete? Le panche. E qua avete il parco giochi per i bambini. Qua potete anche sedervi, ci sono delle panchine sotto l'ombra. Vedete, questi sono i giochi per i bambini. Un'altra panca. Vedete il sivolo. Vedete? Un'altra panchina. Eccolo qua, vedete? Il sivolo. Si va su di là delle scale e si scende qua. I bambini si divertono un mondo. Eh sì. Monte Grande, il top di top, eh. Guardate. Guardate che panorama che vi faccio vedere. È il gazebo meraviglioso. Vedete il tavolo con le panche. Guardate che meraviglia, unica. Adesso chiudo con la mia bici. Adesso andiamo alla mia bici, chiudo. E poi dalla chiesa di Rovolò vi mando un abbraccio forte. Ho fatto il passo Giao, sa? Un mese fa, bellissimo. L'ho fatto da Selva di Cadore, sono 11 km che non vanno mai sotto il 9,4% con punte anche del 14. Molto molto bello. Beh, anche io i 4 passi dolomitici, passo lo Stelvio, Gavia, ne ho fatti io. Sì, sì, sono belli, belli. Però il San Pellegrino tira, di punti al 18%, anche il Fedaia. Il Fedaia sì, 15%. Sì, sì. La chiesa di Rovolon, come che vi ho detto, eccoci qua. Vedete la mia bici immortalata sulla porta d'ingresso. Guardate che meraviglia. Vedete il campanile a torre. La chiesa. Che meraviglia. Bella.
Questa è la chiesa, meravigliosa. Il Signore ci protegga tutti, sempre. Ecco fuori, vedete il campanile a torre. Guardate i Colli Ugani, che meraviglia. Vedete Monte Grande. Guardate Monte Grande, che meraviglia. Campanile da questa parte qui, però non c'è l'orologio da questa parte qui, la chiesa dietro, vedete? E qui abbiamo il sentiero che si va alla Madonna. Guardate sto olivo, che meraviglia, sto olivo. E questo è il sentiero che si va alla Madonna, che ve l'ho fatto vedere anche l'altro giorno, che merita. Guardate, ci porta proprio al santuario della Madonna. Fanno la via Crucis qua. Guardate che panorama, stupendo. Guardate. Questo è il santuario, vedete, della Madonna, che vi protegge sempre tutti. Eccolo qua, santuario, vedete, della Madonna, che vi protegga sempre tutti. Guardate che meraviglia, vedete? Torniamo su e vi mando un abbraccio forte dalla bici.
della chiesa. Vi mando un abbraccio forte a tutti, voi amici appassionati che mi seguite, con passione, col cuore, come io ricambio in bici per tutti voi super speciali numeri 1, con tutto il mio cuore, con tutte le vostre famiglie meravigliose, un grande grazie di esistere e di seguirmi. Vi voglio bene. Adesso cito dei nomi che mi seguono frequentemente. Parto con Francesco Marchiori, da Verona, un amico, una persona, un uomo super speciale. Numero 1, pensate, mi segue in ogni mia ripresa. Francesco, sei davvero fantastico. Grazie di esistere, con tutta la tua famiglia meravigliosa e di seguirmi. Francesco Marchiori da Verona, grande. Daniele Pavan, un amico, una persona super speciale numero 1. Un grande grazie di seguirmi sempre in ogni mia ripresa. Sei una persona super speciale numero 1. Abbiamo condiviso tantissime riprese assieme, sono state serate meravigliose, uniche, irripetibili. Grazie per la persona che sei, grazie per seguirmi ogni mia ripresa. Sei davvero veramente con un cuore grande. Grazie di tutto e di seguirmi. Con tutta la tua famiglia meravigliosa, Daniele Pavan, un grande grazie di esistere. Massimo, un amico, una persona super speciale numero 1. Con tutta la tua famiglia meravigliosa, Massimo, un grande grazie di esistere e di seguirmi. Davis Consalvan, da Alessandria, con la passione della bici da corsa come me. Una persona, un uomo, un amico super speciale numero 1. Con tutta la tua famiglia meravigliosa, Davis, un grande grazie di esistere e di seguirmi nelle mie riprese. Davis Consalvan, da Alessandria, famiglia origine veneta, Cavarzere. Ciao, grande. Angela Birba del fan club di Pietro Galassi, fan club del Veneto di Pietro Galassi, un grande sul ballo liscio, una voce melodica unica, un artista fenomenale completo. Lo saluto tantissimo dalla Liguria, regione meravigliosa, con tutta la sua famiglia stupenda, con tutta la sua orchestra numero 1 e tutti voi del fan club del Veneto, con la meravigliosa Angela Birba che la saluto tantissimo e grazie per seguirmi. Con tutte le vostre famiglie meravigliose un grande grazie di esistere. Renzo Cantarello, un amico, una persona super speciale numero 1. Con tutta la tua famiglia meravigliosa Renzo, un grande grazie di esistere e di seguirmi nelle mie riprese. Durva Tavares da San Paolo del Brasile, un amico, una persona super speciale numero 1. Con tutta la tua famiglia meravigliosa, Durval Tavares da San Paolo del Brasile, un grande grazie di esistere e di seguirmi nelle mie riprese con passione. Ilaria Scaffali, un'amica, una donna super speciale numero 1. Un grande grazie di cuore di esistere con tutta la tua famiglia meravigliosa Ilaria. Mirka Marzini da Monselice, un grande grazie per essere una donna speciale, con tutta la tua famiglia meravigliosa, un grande grazie di esistere e di seguirmi. Antonio, il dottor da Scafatti, un amico, una persona super speciale numero 1. Con tutta la tua famiglia meravigliosa Antonio, un grande grazie di esistere. Vittorio Salvan, un amico, una persona super speciale numero 1. Con tutta la tua famiglia meravigliosa Vittorio, un grande grazie di esistere. Filippo Colinari, un amico, una persona super speciale numero 1. Con tutta la tua famiglia meravigliosa un grande grazie di esistere e di seguirmi. Montanaro, un amico, una persona super speciale numero 1. Con tutta la tua famiglia meravigliosa un grande grazie di esistere. Filippo che conosce Giuliano Calore, suo fans. Giuliano, un padovano che ha sbalordito il mondo in bici, il re del ciclismo estremo. Le sue imprese memorabili impossibili. Lo saluto tantissimo, anche Filippo suo fans. Vi ricordo Giuliano, una scalata memorabile del Passo dello Stelvio 45 anni fa. Adesso ha 85 anni e mezzo, è del 38 gennaio, dall'inizio del 9 gennaio.
dal 38. Allora questa impresa consiste nella salita del passo dello Stelvio sotto vento e pioggia, con la gamba destra solo, senza manubrio, pensate 1 ora e 36 minuti, parla da solo tutto. Questo è Giuliano, dalle imprese impossibili. Questa impresa l'ha fatta in memoria, non in memoria, per un ciclista, per incoraggiarlo che dopo imputazione di una gamba poteva ritornare in bici. Lui l'ha fatta con una gamba. Saluto anche Mauro, Tonio, Anna, Riccardo, Titi, Ales. Siete in tantissimi, vi voglio bene. Un grande grazie di seguirmi e di esistere con le vostre famiglie meravigliose. Dal filmatore Renato Zilio. Ciao a tutti, da Rovolon, da questa chiesa meravigliosa. Vedete la mia bici immortalata sopra i coniugami. Vedete la lavorazione del marmo. Che bello! Vedete, stanno tagliando il marmo. Vedete, l'acqua sempre continua a far raffreddare.